Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale I Signori di Napoli. Oggi in questo video vi voglio dare i dettagli su un clamoroso scambio di mercato che riguarda il nostro Napoli e niente po' di meno che l'Inter. Attenzione, perché è una mossa di mercato molto ma molto interessante. Detto questo, prima di continuare vi ricordo brevemente di iscrivervi sul nostro canale Signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche. Se vi va vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Allora signori, Manna sta lavorando alacremente per consegnare ad Antonio Conte una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione che vedrà il Napoli competere su più fronti, tra i quali appunto il ritorno in Champions League, la massima competizione europea. E proprio in queste ore Alfredo Pedulla rilascia una bella bomba di mercato che riguarda un ipotetico scambio di mercato tra l'Inter e il nostro Napoli. In particolar modo, con l'approdo alle semifinali appunto di Champions League, l'Inter incasserà 113 milioni di euro di premi, una somma che potrà poi incrementare ulteriormente in caso di eventuale finale con vittoria. Come si legge anche dagli account social di Alfredo Pedulla, i nerazzurri stanno già pensando alle possibili operazioni di mercato. Tra queste, attenzione, ci sarebbe una che riguarderebbe direttamente anche il nostro Napoli. L'Inter infatti sarebbe interessata a Giacomo Raspadori. Come si legge appunto dall'account social di Alfredo Pedulla, l'Inter vorrebbe cambiare qualcosa in attacco, come sapete, perché Taremi non ha convinto per niente Simone Inzaghi. Per questo motivo, quindi, i nerazzurri vorrebbero prendere un altro attaccante per rinforzare adeguatamente il reparto offensivo. Giacomo Raspadori, quindi, è un nome che piace molto e non si esclude uno scambio con il Napoli, che invece è sulle tracce di Frattesi, che ha manifestato più volte la volontà di lasciare l'Inter per giocare di più e di conseguenza sarebbe entrato in orbita di Manna. Antonio Conte ha chiesto espressamente il giovane centrocampista italiano, prima di tutto perché ha le qualità tecniche per giocare nel Napoli di Conte e soprattutto perché andrebbe a rinforzare lo zoccolo duro italiano che avrebbe il Napoli. Italianità tanto ricercata, tanto voluta da Aurelio De Laurentiis, che sarà la protagonista, sarà il tema centrale della prossima campagna acquisti del Napoli. Attenzione, quindi, gli agenti sono già al lavoro. Inzaghi vorrebbe avere Raspadori come alternativa, comunque, per far rifiatare Lautaro e Thuram, che fanno gli straordinari da ormai diverso tempo, e Conte abbraccerebbe volentieri Davide Frattesi in azzurro. Detto questo, signori, ditemi cosa ne pensate, se preferireste vedere in azzurro Raspadori o Frattesi. Attivate la campanella delle notifiche. Grazie per essere stati con noi.